Parlate, tifosi azzurri. Oggi abbiamo una raffica di notizie incredibili sul nostro amato Napoli. Cessioni roboanti, partenze strategiche e un rinnovo che rallegrerà i cuori di tutti i napoletani. Prima di tuffarci nei dettagli, lo sapete già, lasciate quel like, iscrivetevi al canale e attivate la campanella per non perdere nessun aggiornamento sulla nostra squadra del cuore. Secondo le ultime notizie, il Napoli sta per ufficializzare l'ingaggio del capocannoniere belga Romelu Lukaku. Un'aggiunta importante che promette di infiammare il nostro attacco e portare ancora più potenza di fuoco alla squadra di Antonio Conte. L'altra grande novità è l'imminente arrivo di Scott McTominay, centrocampista proveniente dal Manchester United. Con la sua forza fisica e la sua versatilità, McTominay aggiungerà qualità e stabilità al nostro centrocampo centrale, contribuendo sia in difesa che a sostegno dell'attacco. E le novità non finiscono qui. Il giovane talento scozzese Billy Gilmour, attualmente al Brighton, è molto vicino ad unirsi alla squadra del Napoli. Noto per la sua visione di gioco e la capacità di passaggio, Gilmour sarà un'aggiunta preziosa per il gioco e il controllo della palla a centrocampo. Walid Khedira è in partenza per l'Espanyol, un trasferimento che consentirà all'attaccante di guadagnare più tempo ed esperienza nel campionato spagnolo. Oltre a Khedira, in questa finestra di trasferimenti potrebbero partire giocatori come Ngonge, Folorunsho, Mario Rui e uno tra Simeone e Gaetano. Queste mosse sono finalizzate a riequilibrare la rosa e a fare spazio ai nuovi rinforzi in arrivo. Dopo la chiusura del mercato dei trasferimenti, la dirigenza del Napoli si concentrerà sul rinnovo del contratto di una delle nostre stelle più importanti, Khvicha Kvaratskhelia. Il georgiano, che ha incantato tutti con il suo talento e il suo impegno, sta per firmare un nuovo contratto che lo terrà al club fino al 2029. Dal suo arrivo, Kvaratskhelia è stato fondamentale per il successo della squadra, contribuendo con gol, assist e grande qualità tecnica. La sua permanenza a lungo termine è una chiara dimostrazione dell'impegno del Napoli nel mantenere una squadra competitiva e ambiziosa. Allora, tifosi del Napoli, cosa ne pensate di questa incredibile notizia? Siete entusiasti dell'arrivo di Lukaku, McTominay e Gilmour? E il rinnovo del nostro fuoriclasse Kvaratskhelia merita una celebrazione speciale o no? Lasciate le vostre opinioni nei commenti, vogliamo davvero sapere cosa ne pensate di queste mosse. E non dimenticate di mettere mi piace al video, di iscrivervi al canale e di condividerlo con altri tifosi del Napoli. Insieme, esultiamo e tifiamo per un'altra stagione di successi e gioie. Forza Napoli sempre!